Una bellissima vittoria per la SEA Paragona nella 13ª giornata del campionato di Serie B2 contro il Volley Giarre. Il sestetto diretto da Paolo Collavini si è imposto con questi parziali 25-20, 25-10, 25-19. Formazione tipo con in testa la Baruffi, chiudono il girone di andata nel migliore dei modi con 32 punti, frutto di 11 vittorie ed una sola sconfitta. La SEA Paragona del presidente Nino Di Giacomo ha giocato una delle migliori partite della stagione. La squadra ha mostrato determinazione nonostante diversi errori regalati al Giarre. Le biancazzurre sono apparse tecnicamente più forti delle avversarie in ogni fondamentale. La SEAP ha schierato il sestetto tipo, Baruffi in palleggio, Biccheri opposto, Composto e Macedo centrali, Donascimento e Camisa Martelli ricevitori, nel ruolo di libero ha giocato Marangon. Presente al Palanicosia il pubblico delle grandi occasioni e tanti numerosi tifosi di Aragona che con tamburi e cori hanno sostenuto la squadra dall'inizio alla fine, anche con uno striscione dedicato a Sofia Tedesco, la giovanissima agrigentina deceduta in seguito ad un incidente stradale senza che nessuno si sia fermato a prestare soccorso. Si tornerà a giocare il prossimo 2 febbraio e per la prima del ritorno la SEA Paragona ospiterà la Nemesi Stabia. Il match è in programma alle ore 15:30. Abbiamo regalato almeno 8-10 punti solo di errori di battute. Lei ha visto e inquadrato la situazione, ha fatto i dovuti cambi. Che tipo di indicazioni ha dato alle sue ragazze? Ma questo è un aspetto che già ci siamo detti in palestra. E a qualcuno poi mi è capitato di dire mi sono trovato, sono entrato su una squadra vincente, perché la squadra ha vinto tutto tranne una partita, e in realtà mi arriva un'energia diversa, cioè mi arriva l'energia di una squadra che comunque ha un po' di timore, che ha difficoltà nel spingere sempre in un certo modo, nonostante abbia delle qualità abbastanza alte. Questa è la mia impressione. Come ritieni che sia comunque cresciuta? Sì, l'ultimo anno che ho giocato qua veramente è passato parecchio tempo. Comunque è sempre bello giocare qui ed è sempre bello trovare un Aragona sempre competitivo, come l'ho lasciato io l'ho ritrovato sempre in queste situazioni, diciamo, di competizione alta, a mirare anche a vincere il campionato. Sì, come ben ha detto la mia collega e il mio mister, insomma, venire a giocare ad Aragona qua ad Agrigento non era semplice, sapevamo la squadra che avevamo di fronte. Certo, oggi con un po' più di convinzione da parte nostra potevamo fare qualcosa in più, secondo me. Però, diciamo, dalla mia lunga esperienza pallavolistica posso dire che alla fine il cavallo migliore si vede sempre alla fine del campionato, quindi oggi si chiude il girone di andata, speriamo in un girone di ritorno, innanzitutto per noi, per la nostra squadra, di poter fare meglio, perché appunto secondo me con un po' più di concentrazione e lavoro in palestra possiamo raggiungere quello che è il nostro obiettivo.